Buongiorno e buon 1° maggio. Vediamo subito i titoli di questa edizione. 1° maggio contro le morti sul lavoro. Casteldaccio, dove un anno fa persero la vita 5 operai, scelta come una delle 3 piazze per la mobilitazione dei sindacati. La segretaria della CISL e Fumarola, uniti per la sicurezza. Ancora dolore e rabbia, mister Bianco, per la morte della piccola Maria Rosa, la bimba di 7 mesi lanciata dalla madre in preda alla depressione dal terzo piano di casa sua. Non ho sparato solo io, il 19enne arrestato per la strage di Monreale accusa gli amici che erano con lui quel sabato sera di sangue. Domani i funerali delle 3 vittime. Costretto a cambiare casa, l'anziano di Siracusa ha preso di mira per mesi da un gruppo di 17enni che lo umiliava e maltrattava. Tappa siciliana del tour della nave più bella del mondo, l'Americo Vespucci, ormeggiata a Porto Empedocle. Calcio, Palermo in campo oggi al Berbera contro il Südtirol. Dionisi predica umiltà dopo la vittoria al Catanzaro. In Serie C il Catania domenica comincia i play-off e Toscano si affida ad una squadra collaudata nelle ultime partite. Zarbano sempre più vicino per la dirigenza. Sindacati uniti per il 1° maggio per chiedere più sicurezza sul lavoro, una delle 3 piazze della giornata di mobilitazione in Sicilia è a Casteldaccia, teatro l'anno scorso di una strage di operai. Sentiamo Maglio Viola. Gli occhi di tutta Italia sono puntati sulla Sicilia. In questo 1° maggio 2025 la festa dei lavoratori diventa la festa della sicurezza sul lavoro. In migliaia arrivano in piazza a Casteldaccia nel Palermitano, luogo simbolo della strage di lavoratori nell'incidente di maggio del 2024 che diventa il centro del paese. Presente la segretaria generale CISL, Daniela Fumarola. Il lavoro non può essere morte, il lavoro è dignità, è realizzazione della propria dignità, è realizzazione del proprio progetto di vita. Il lavoro per essere tale deve essere degno, deve essere ben contrattualizzato, deve essere sicuro, deve essere stabile, deve dare una prospettiva alle persone che scelgono di impegnarsi in qualunque attività. La CISL riconosce che qualcosa è stato fatto, ma ancora non basta e detta la propria ricetta per la sicurezza e il lavoro. Abbiamo apprezzato la convocazione della Premier Meloni per il giorno 8 maggio, abbiamo apprezzato che lei abbia lanciato l'ipotesi di una grande alleanza. Ecco, noi pensiamo che la grande alleanza debba realizzarsi mettendo in campo responsabilità da parte del governo, delle imprese, delle organizzazioni sindacali, più formazione nei luoghi di lavoro per lavoratori e imprese, più ispettori per controllare, per fare verifiche, perché insieme alla prevenzione c'è bisogno anche di fare un'azione di repressione forte. In piazza a Casteldaccia c'erano tutti e 3 i sindacati. Ad aprire la manifestazione era stata Luisella Lionti, segretario della UIL Sicilia, a chiudere è Daniela Fumarola, presente anche una piccola delegazione CGIL che per lo più però ha preferito comunque la commemorazione tradizionale di Portella della Ginestra. Un luogo simbolo, Casteldaccia, perché proprio qui un anno fa 5 operai persero la vita. Il servizio. La decisione di lanciare dalla piazza di Casteldaccia nel Palermitano l'appello perché la sicurezza sul lavoro diventi una priorità nazionale è una scelta simbolica. Proprio nel paese del Palermitano un anno fa, esattamente il 6 maggio del 2024, morirono in 5 avvelenati dalle esalazioni di gas tossici mentre eseguivano alcuni lavori nella rete fognaria per conto dell'AMAP, l'azienda acquedotto del Palermitano. E oggi a Casteldaccia gli interventi dal palco sono iniziati proprio dalla lettura dei nomi delle vittime di quella strage, per la quale non si è ancora aperta la fase dibattimentale del processo a Termini Imerese. Sotto i riflettori ci sono le regole di appalti e subappalti, il rispetto delle norme di sicurezza e una lunga catena di errori che avrebbe portato alla tragedia. Quella tragedia fece schizzare tutte le statistiche e finalmente accese i riflettori sull'esigenza di sicurezza, sempre sbandierata ma spesso dimenticata dopo ogni funerale. Ma la strage non sembra aver insegnato nulla al mondo del lavoro. Solo in Sicilia e solo in questo scorcio di 2025 sono già state 11 le vittime di incidenti sul lavoro e oltre metà di questi nel Palermitano. Numeri inaccettabili sui quali ora si pone l'accento in maniera forte. A mister Bianco ancora dolore e rabbia per la morte della piccola Maria Rosa, la bimba di 7 mesi lanciata dalla madre in preda alla depressione dal terzo piano di casa sua. Le testimonianze scioccanti di chi ha assistito alla tragedia. Il servizio di Luca Ciliberti.
Era esattamente qui la bambina. Qui. La bambina con la faccia a terra, il sangue che gli usciva dalle orecchie e che non si muoveva. L'ultimo cenno con la mano che mi ha fatto, che era a terra così, e poi non si è più mossa completamente. Sembra il racconto di un film dell'orrore, una scena straziante che si è consumata all'ora di pranzo nel centro di Mister Bianco. Se no che quando mi affaccio vedo quella bambina a terra e lei che era sopra faceva così, si affacciava e rientrava, si affacciava e rientrava. Guardava verso la bambina? E guardava verso sotto, io gliel'ho gridato abbastanza, un paio di volte gliel'ho gridato perché avevo capito. C'era qualcuno alle mie spalle che si disperava, si sbatteva la testa contro i bidoni della spazzatura, poi arriva a capire che era il marito, io neanche lo sapevo. Si è spaccata la mano nel frattempo, quindi sangue che usciva da tutti i lati. Con una delle monache, è uscita una delle monache, Sor Caroline, e immediatamente lei, con un fare molto, perché devo dire fare molto forte, ha aperto il portone ed è salita per le scale. Io ci sono andato appresso e io mi sono ritrovato con questa signora a stare fermo con lei per 10 minuti. Lei mi guardava e io la guardavo. Nel quartiere nessuno quasi conosceva Anna Maria Geraci. Il marito è un operatore ecologico che i vicini ricordano come persona schiva. In pochi sapevano persino che in quella casa viveva anche un bambino di 7 anni. Con tutto il vicinato c'è un buonissimo rapporto io. Ma con la signora abitava? No, la ragazza, se mi dice com'era fisicamente non lo so. Ma io nemmeno sapevo che avevo un altro figlio, però mia moglie lo sapeva. Infatti quando ci siamo affacciati a Cerni i carabinieri, mia moglie fa al carabiniere: guarda che c'è un altro bambino. La donna è stata arrestata per omicidio aggravato. Il padre, medicato in ospedale per le ferite riportate durante gli scatti di rabbia dopo aver appreso la notizia della morte della sua bambina, è rientrato stamattina in casa. Nella stessa palazzina oggi anche la visita di alcuni parenti che ovviamente preferiscono trincerarsi nel silenzio. Non ho sparato, solo io. Il 19enne accusato della strage di Monreale chiede scusa ai familiari delle 3 vittime e accusa i complici. Sentiamo Orazio Longo. Si cercano le pistole e gli scooter, ma quella che gli inquirenti vogliono ricostruire è la esatta dinamica dei fatti. Del racconto di Calvaruso non tutto viene preso per oro colato. In particolare, secondo il giudice per le indagini preliminari, il giovane potrebbe non essere stato picchiato a sangue come dice, dal momento che dal referto del pronto soccorso non emergerebbero segni di un pestaggio. Questo influirebbe sul movente della sparatoria che sabato notte a Monreale, a 2 passi dalla cattedrale, durante una rissa, ha visto morire 3 giovani e altri 2, tra cui un sedicenne, a rimanere feriti. Il fermo nei confronti di Salvatore Calvaruso, 19enne del quartiere Zene di Palermo, ritenuto l'omicida, è stato convalidato, ma il ragazzo che ha confessato si è difeso sostenendo di aver agito per salvarsi da un'aggressione. Dal borsello, ha raccontato, ho estratto una pistola semiautomatica trovata per strada nel mio quartiere e ho svuotato il caricatore. Chiede scusa a Calvaruso ai familiari, ma aggiunge di non essere stato l'unico a sparare, anche se non è in grado di identificare gli altri. Un lato del racconto, questo, che potrebbe essere reale se è vero che i colpi sparati sarebbero una ventina. Gli investigatori stanno stringendo il cerchio grazie alle testimonianze e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Uno dei testimoni avrebbe sentito dire che il conducente di uno dei 2 motorini diceva al passeggero di non mirare in aria ma di sparare proprio sulla folla. Il GIP parla di disinvoltura e spregiudicatezza da parte dell'indagato, che deteneva illegalmente una pistola e la portava con scioltezza in un luogo pubblico. Domani i funerali, il comune si è fatto carico delle esequie e ha dichiarato il lutto cittadino, annullata la festa del Santissimo Crocifisso. Umiliato e seviziato per mesi da un branco di 17enni, un uomo di Siracusa alla fine era stato costretto a cambiare casa. Francesco Aloi. Il 67enne, preso di mira da 5 ragazzi, ha dovuto lasciare casa. Non si sentiva più al sicuro. Per 6 mesi ha subito sevizie da un gruppo di 17enni. Questa villetta, in una traversa del Viale Zecchino, zona nord di Siracusa, era diventata il loro parco divertimenti. Come in una scena di Arancia Meccanica, venivano qui quasi ogni notte per divertirsi. Peccato che il loro divertimento faceva male, molto male all'uomo. Erano riusciti ad entrare a casa, avevano danneggiato mobili, appiccato il fuoco a effetti personali e sacchi di rifiuti. Il tutto prende le mosse da un intervento delle volanti della questura di Siracusa, allertate dalla segnalazione dell'incendio di alcuni sacchi dell'immondizia all'interno dell'abitazione di un anziano signore del 58.
Ed è stato così che l'uomo si è convinto a denunciare. Non lo aveva fatto prima per paura. Ha vissuto mesi terribili. Lo filmavano mentre dormiva, lo costringevano ad abbassarsi i pantaloni o gli rasavano i capelli a zero. Lo avevano fatto perfino drogare. Gesti che devono fare riflettere. Perché così tanta violenza tra i giovani? Cosa non funziona nella loro educazione? Di certo c'è che il branco adesso è stato separato, ognuno è rinchiuso in una comunità diversa. A Catania, 1° maggio è l'insegna della cultura, centro storico preso d'assalto, siti aperti, fra le attrazioni anche un insolito presepe. Tonino De Mano. Sport, cultura e buona tavola per un 1° maggio all'insegna della tradizione. Catania fa il pieno di turisti che già di buon mattino prendono d'assalto via Etnea. Primo passaggio. Granita e brioche col tuppo. Siamo prontissimi, dopo una colazione super siamo pronti. Cosa ha mangiato? Una granita, mandorle tostate e pistacchio e poi una brioche. Un gruppo scout proveniente dal Lazio si dirige verso l'anfiteatro romano, il Colosseo Nero, aperto tutto il giorno per garantire una maggiore copertura ai turisti. Molto bello, caratteristico anche perché all'interno è coronato e chiuso da tutte le palazzine e l'edificazione posteriore. C'è tanto da vedere, da gustare e da fare e così in via Etnea si corre e si procede spediti. Montirossi! Numero 95, si avverte già la fatica. Un po' sì. Arrivati a San Nicolò l'Arena è il caso di fermarsi, fotografare e guardare ogni angolo. Qui storia e cultura vanno a braccetto. Abbiamo visitato la chiesa, bellissima, il presepe, stupendo, avete delle eccellenze in questa regione che sono di un valore davvero planetario. Dulcis in fundo la bellezza del suggestivo presepe. Gesù è nato, morto e risorto, ma da queste parti l'arte ferma anche il tempo. C'è persino l'Etna in eruzione, sempre attuale. A realizzare il presepe è Elio Ambra. È un presepe che ho realizzato quando ero piccolino e giustamente non manca a me volerlo fare vedere tutto l'anno, in particolar modo in questo periodo che Catania è piena di turisti. È un po' insolito, però è fantastico, è da vedere, sarebbe da pubblicizzare. È il 1° maggio, ma naturalmente è buon Natale a tutti. Per evitare confusione, a tutti, buon 1° maggio. Boom di turisti anche a Ortigia e un lungo ponte all'insegna del bel tempo con picchi anche di 30 gradi. Finalmente godiamo di questo bel tempo e di questo panorama meraviglioso. Una passeggiata vista mare a Ortigia. C'è chi il 1° maggio ha deciso di viverlo così. Abbiamo preferito venire a Ortigia perché a parte che è bellissima, anche se la conosciamo, abbiamo visitato anche il Duomo e ti posso dire che è una meraviglia. 1° maggio anche a tavola, cosa si mangia? La frisch. Calamari, cozze, un po' di tutto. Qui, come in tutta la Sicilia, c'è un meteo che sa di estate. Lo dimostra l'abbigliamento di chi va in giro. Lo certifica la colonnina di mercurio. In alcuni casi si sfiorano anche i 30 gradi. Tutto sommato, a chi piace il sole e a chi piace il mare, sono delle temperature veramente belle. Occhiali da sole d'obbligo. Sempre, l'occhiale da sole, soprattutto con gli occhi chiari. È una bella giornata, ci stiamo godendo il paesaggio, è molto bello vedere in Sicilia questi posti. Come sempre sono le città d'arte tra le mete più gettonate, come Siracusa, anche Catania, Palermo, la Valle dei Templi. Il 1° maggio alla gita fuori porta non si rinuncia. Ma il 1° maggio è anche il giorno dei concertoni, sempre super gettonato il One Day a Catania. La spiaggia della Playa, come sempre, si trasforma in un tappeto di giovani che hanno voglia di fare una cosa, divertirsi. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo dopo con altre notizie.